In cosa consiste il piano di abbattimento delle liste d'attesa dell'ASP di Agrigento? Il piano di abbattimento delle liste d'attesa ad Agrigento è simile, se non uguale a quello in tutta Italia, perché il problema è sicuramente generale che riguarda tutto il nostro paese. Noi ad Agrigento siamo partiti con l'istituzione di una cabina unica di regia dei tempi d'attesa, dove ci sono dei ragazzi che svolgono da circa un anno un'attività di recall, cioè chiamano i pazienti in lista d'attesa per avere conferma se quella prestazione la vogliono eseguire oppure se non sono i più interessati. In quel caso vanno a liberare dei posti che vengono dati a persone che sono in lista e che hanno necessità di aver anticipato la prestazione. Abbiamo istituito un numero di telefono a cui i cittadini si possono rivolgere, che è il 407 699, un numero a cui il cittadino può chiamare. Risponderanno dei ragazzi da lunedì al sabato, sia la mattina che il pomeriggio. Lo abbiamo aperto anche il sabato questo servizio, quindi 6 giorni su 7. Chiamano e dicono: guardi, questa prestazione a me non interessa più perché l'ho fatta per conto mio, oppure mi sento meglio, non la voglio fare, qualunque sia il motivo, noi l'andiamo a cancellare e quel posto reso disponibile lo andiamo a dare a chi ha realmente necessità, oppure anche tramite un'email che è presente sul sito istituzionale, che si chiama disdettaprenotazioni@aspag.it, dove il cittadino può mandare anche un'email. Tra l'altro è in corso di approvazione da parte della Direzione Generale un regolamento con atto deliberativo dove il cittadino che non disdice la prenotazione in anticipo e quindi per dare la possibilità ad un altro che ha bisogno e che è in lista d'attesa di prendere il suo posto, incorrerà nel pagamento di una sanzione che corrisponde alla quota di compartecipazione, cioè il ticket, chiamiamolo. La novità con il decreto ministeriale del 29 luglio del 2024, quindi di circa 2 mesi fa, stabilisce che la quota di compartecipazione la pagherà anche il cittadino esente, perché se voi considerate che nella nostra provincia la maggior parte dei cittadini sono esenti e quindi si ritengono immuni dalla quota di partecipazione, con questo nuovo regolamento anche il cittadino esente, se non disdice la prenotazione in tempo, dovrà pagare anche lui il ticket. Naturalmente stiamo perfezionando un po' tutta questa procedura che consiste nel dare la possibilità al cittadino che non si è presentato di presentare eventualmente una giustificazione, perché magari quel giorno aveva la febbre, era ammalato, quindi ci inviano un certificato medico e noi non somministreremo quella sanzione. Stiamo mettendo in atto tutta una serie di servizi che servono principalmente, oltre che ad abbattere lista attesa, dare la certezza della prestazione entro i termini a chi ha realmente bisogno, sia con la metodologia RAU di cui aveva parlato il direttore generale, quindi non ripeto ancora quanto ho detto dal mio direttore, ma anche con il percorso di tutela. Noi garantiamo al cittadino che ha realmente bisogno che la prestazione sia resa entro i termini. Naturalmente stiamo parlando sempre di prestazioni in primo accesso, cioè che significa il front office del cittadino con il servizio sanitario nazionale in prima battuta. Io non so che problemi ho, allora chiedo che sia eseguita una determinata prestazione. I controlli invece escono da questo sistema di garanzia, non perché, attenzione, l'ho stabilito io o il direttore generale, ma perché è una legge nazionale. Allora, l'obiettivo oggi era di comunicare a tutta la popolazione che siamo riusciti ad azzerare le liste d'attesa per quanto riguarda il 2023.
era un obbligo che ci aveva dato l'assessorato, obbligo che ci aveva dato, come avevamo come scadenza il 31 di dicembre, ci siamo riusciti al 30 di settembre. Ma la cosa più importante è che oggi cerchiamo di avviare un percorso virtuoso che possa verificare l'appropriatezza prescrittiva prima, cioè alla prenotazione, e lo stiamo avviando già con una procedura che abbiamo condiviso con l'Ordine dei Medici e con la FIMG, che sarebbe il sindacato dei medici prescrittori, dei medici di medicina generale, in modo tale da dare la possibilità all'utenza che ha realmente bisogno in tempi urgenti di effettuare la prestazione, di garantire la prestazione, quella con la B, entro i 10 giorni. Però di valutare che eventualmente gli esami che in rapporto al quesito diagnostico non sono in B verranno lo stesso prenotati in tempi diciamo più lunghi. Tutto questo per consentire al cittadino che ha realmente bisogno di effettuare la prestazione nel più breve tempo possibile. Noi abbiamo alcune prestazioni critiche che non riuscivamo a garantire per il 2024 entro i tempi, entro i 10 giorni. Su queste prestazioni critiche, solo per fare un esempio, la colonscopia, la risonanza magnetica, abbiamo adottato questa procedura, ci stiamo avviando quindi a poter garantire tutto, ed è una metodologia di lavoro sicuramente innovativa. Lei l'ha definito modello Agrigento, perché? Noi come modello l'abbiamo chiamato triage ambulatoriale. Diciamo che parte da Agrigento questa esperienza di utilizzare la metodologia RAO non a posteriori, uso un termine tecnico, ma prima alla prenotazione, in modo da valutare prima alla prenotazione se l'esame è appropriato o meno, in modo da poter dare al cittadino che deve fare l'esame appropriato i tempi giusti.